È il questionario che garantisce l'anonimato dei lavoratori del pubblico per raccogliere le opinioni e le esperienze di chi già lavora in Veneto o, seppur vincitore di concorso, non sa se prestare la propria attività lavorativa nella nostra regione. Lo scopo? Fornire appunto in modo totalmente anonimo i disagi che i dipendenti devono affrontare, a cominciare dalla questione economica legata in particolar modo agli alloggi che non si trovano se non a caro prezzo. Il tema di cui stiamo trattando oggi, il tema abitativo sul veneziano, riguarda tutti i comparti che noi rappresentiamo e riguarda anche il mondo della sanità. Sappiamo che il mondo della sanità è attraversato da grandi criticità, una delle quali è quella di trovare i professionisti che possono erogare questi servizi importanti per la cittadinanza. Già attivo il questionario in oggetto per capire in sintesi le ragioni per le quali il Veneto risulta sempre meno attrattivo nonostante lo sblocco dei concorsi nella funzione pubblica. Questionario che sarà attivo almeno per un altro mese, sino alla pausa estiva. Le persone fanno i concorsi nel pubblico impiego e poi non prendono servizio. Abbiamo deciso insieme alla CIS di Venezia, al SICET, di andare a indagare i reali motivi di questo che poi diventa un rischio enorme per la nostra comunità. Senza servizi pubblici non c'è coesione sociale.